Candela, mannaia, stelle, 64 figure al posto dei 90 numeri della tombola nell'antico gioco veneto della Pissotta. Ad animare il tavolo delle donne del centro anziani di San Giuseppe di Cassola è Gianni. Si chiama I Simboli. Qualche nome strano. Per il nome strano. Sì. E invece della scopa io la chiamo aspirapolvere. Ma la scopa come E dopo questa qui, a foi a pingeri, che sarebbe la pigiatrice d'uva. Il tavolo 2 pomeriggi alla settimana, Alba e le sue amiche, le affezionate giocatrici. 2 pomeriggi alla settimana, insieme con le mie amiche, la Mariuccia, la Milena, la Maria, la Gabriella, la Giusy, la Fernanda e la Franca e il nostro principale Gianni. A Natale è più bello, sì, perché c'è un'atmosfera più natalizia, ci si sente, ci facciamo gli auguri. Ho imparato quest'anno a giocare questo gioco perché non lo conoscevo. Un po' devo chiedere perché certi omenetti non me li ricordo, comunque è bello giocare qua. Se un tempo si vincevano animali da cortile, adesso le signore si contendono monetine da 10 e 20 centesimi, ma in fondo l'importante è stare insieme. Dopo la sofferta chiusura per la pandemia, il centro ha riaperto organizzandosi in associazione 240 i soci, le donne della Pissotta e del burraco, gli uomini delle carte e poi laboratori, gite, misurazione della pressione, una volta l'anno la visita cardiologica. Gli uomini giocano a scope in rigoroso silenzio, con maestro Luigi a dettare le regole e con le carte francesi. Niente litigi e tanta compagnia con i desideri per Natale nel cuore. Salute. Salute. Desiderio di stare tutti bene e allegramente e volersi tanto bene. Che finisca la guerra, ecco, che finisca la guerra, che ci sia la pace in tutto il mondo.